Come primo ospite prende la parola il vicepresidente della Fondazione C8, Antonio Langioni. Oggi, con un giorno d'anticipo rispetto alla data canonica, celebriamo la giornata della memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. La ricorrenza è stata istituita nel 2005 con una risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite e cade nel giorno della liberazione da parte delle truppe dell'Armata Rossa di Auschwitz, del campo di concentramento in Polonia. Era il 27 gennaio del 1945. Allora l'apertura di questi cancelli rese evidente al mondo intero l'orrore del genocidio nazista. Va detto che l'Italia istituì la giornata della memoria con qualche anno di anticipo rispetto alla risoluzione delle Nazioni Unite, perché la istituì nel 2000, quindi con qualche anno d'anticipo. Con l'odierna commemorazione si è voluto dare attuazione al progetto Giardino dei Giusti tra le Nazioni della Sardegna, ideato e fortemente voluto dall'associazione Kenabura, un'associazione che ha un nome fortemente evocativo sia nella tradizione ebraica che in quella cristiana, perché Kenabura indica la cena pura, il venerdì santo, ecco, venerdì. E ricordo che il termine giusto delle nazioni indica i non ebrei che senza alcun vantaggio personale e quindi con estremo disinteresse si sacrificarono o diedero un grande contributo per la liberazione, per la salvezza degli ebrei che sarebbero state vittime del genocidio nazista della Shoah. A Gerusalemme, nel Monte della Memoria, si trova il Giardino dei Giusti fra le Nazioni e, ispirandosi a ciò, l'associazione Kenabura ha progettato e realizzato nel cortile della Fondazione C8 il Giardino dei Giusti Sardi. Qui sono state poste le targhe in ceramica smaltata, che sono opera dell'artista Fabio Frau. Si tratta di 12 targhe che ricordano i 7 giusti sardi, che sono Carmen Azzeri, Salvatore Corrias, Suor Giuseppina De Muro, Franco Loriga, Bianca Ripepi, Girolamo Soggiu e Vittorio Tredici. E sono queste 7 targhe di 12. Le altre 5 targhe ricordano i giusti del genocidio dei popoli Rom e Sinti, i giusti del genocidio degli Armeni, i giusti ignoti, e siamo a 10. Infine le ultime 2 sono quelle di dedica del Giardino dei Giusti tra le Nazioni del mondo, e poi ci sarà una targa esterna plurilingue indicativa del Giardino dei Giusti di Sardegna. Ringrazio.